Ciao Benedetta. Posso? Mi hai chiamato? Eh sì. Come stai? Tutto bene. Molto che non ci vediamo. Un bel po'. Allora, perché mi hai chiamato? Niente, là dentro c'è un cuore solitario che è interessato. Cerca l'anima gemella. Sì. E meno male che tu c'hai me, e meno male che anch'io c'ho a te, che tu insomma sì, vai sì. alla ricerca di questi cuori solitari. Va bene, allora ti lascio il microfono e lo vai a prendere tu? Va bene. Io ti aspetto qua, va bene? Ok. A dopo. Ok. Ciao Peppe, ho portato Alberto, vieni con me. Alberto, questo è Peppe. Ma io a te ti ho intervistato una volta, sì, questa è la seconda volta che tu vieni qua. E cerchi sempre l'anima gemella. Va bene Peppe, io ti ringrazio, Niente. Ci vediamo allora, dopo? Grazie. Allora Peppe, ci accomodiamo, dove ci mettiamo? Mettiamoci qua, dai. Chiediti. Allora Peppe, raccontami tutto. Allora, io cerco un'anima gemella per fare i miei finanziari e non la posso trovare. E non la puoi trovare. Ma hai cercato bene? Ho cercato bene, E in che zone hai cercato? a tutte le parti. Tipo, elencami qualche zona. A tutte, con andata a Oblina, con andata a Sappusi, con andata là e non c'è nessuno. Niente, non riesci a trovare quest'anima gemella? Non c'è nessuno. Completamente. Cioè una ragazza magari che ti dia confidenza, non c'è. Non c'è. E come mai Giuseppe? Boh, non lo so. È strano. Perché tu non è che sei un cattivo ragazzo, sei simpatico, sei carino, diciamo, una faccia passabile. Come mai? È così, no? Io non posso trovare come devo fare. Certo. Quindi ti sei rivolto a me di portarti in televisione e aiutarti naturalmente a trovare l'anima gemella. Sì. Va bene Giuseppe, allora dimmi una cosa, parlaci un po' di te. Vediamo se posso aiutarti. Che tipo sei? Io sono tipo che lavoro, come si dice, faccio tutte cose, queste tutte cose. Ma e non so che cosa devo fare adesso. Il cellulare ce l'hai, sì? Sì. Per cui se la ragazza vorrebbe chiamarti, vorrebbe contattarti, lo può fare tranquillamente, dico bene? Sì. Tu sei motorizzato, la macchina ce l'hai? No, io... Sei a piedi? Sì. Il motorino ce l'hai? Sì. Ah, il motorino sì, quindi ti puoi spostare? Sì. Se chiamasse qualche ragazza delle zone di Trapani, Sì. tu ti puoi spostare? Sì. Perfetto. Va bene Giuseppe, allora che tipo di donna vai cercando? Io magari una bionda. Magari. Magari una bionda. No, con gli occhi azzurri magari. Con gli occhi adulti questa. Deve essere bella snella, Sì. mi pare logico. Sì. Sì. Poi? Occhi castane, bocca Bella carnosa. bella cannosa. La vuoi bella, insomma, Sì. perfetta. Sì. Poi, dovrebbe lavorare questa donna, no? No. Non ha importanza. No. Quanto tempo è che sei single? Io una volta solo sono. Ti sei fatto fidanzato? Solamente una volta? Sì. E quanto tempo fa è successo? È successo un anno fa. Un anno fa? Quindi tu stai dicendo che un anno fa eri fidanzato? Sì. E quanto tempo sei rimasto fidanzato? Sono rimasto 1 anno e 8 mesi. 1 anno e 8 mesi addirittura? No, un bel po'. E come mai ti sei lasciato Giuseppe? E mi sono lasciato perché abbiamo litigato, abbiamo fatto, abbiamo detto come devo fare, no? E non posso trovare più niente. Ho capito, ma il motivo preciso che ti sei lasciato qual è stato? Sai che lei si è presa un altro e mi ha lasciato. Ah, quindi è stato questione di corna? Sì, giusto? sì. Ti ha fatto le corna. Ed è una cosa che tu non puoi soffrire. Dico bene? Sì. Perfetto. E parliamo ora dell'età. Tu quanti anni c'hai Giuseppe? Io ho qua, ne ho fatte 25. 25 anni. Sì. È giusto? Sì. Quanto sei alto? 1,70 m. 1,70 m. Hai 25 anni, sei alto 1,70 m. Quanto pesi? Io questo non mi ho pesato mai. A chilo più, chilo meno? A chilo meno, chilo più, non fa niente. Quindi praticamente là siamo. È
giusto? Tu vai cercando sta donna che parte da quale età? All'età quasi mia, come si devo dire? Un'età quasi mia. Come si dice, basta con un vecchio, basta che è picciola. Esatto. Cioè ti deve piacere. Deve essere una bella ragazza. Esatto. Sì. Ah, ascolta, facciamo dai 20 fino ad arrivare ai 30, va bene? Va bene. Se ne viene una di 35 l'accetti pure? Sì, sì. Anche di 40? Sì. Non è importante. No, non è E importante. se viene una di 45 anni? Pure. Lo stesso. Sì. Basta che si mantiene bene e soprattutto la cosa importante che sia femmina. Va bene? Sì, sì. Abbassa che manco il maschio, abbassa con il maschio. Cioè, logico, se a te ti piacciono le donne deve essere femmina. Vabbè, amiche telespettatrici, state vedendo Giuseppe, 25 anni, di Marsala. Esattamente in quale zona? Via Istria. Perfetto, che sta cercando la sua anima gemella. Giuseppe va cercando una ragazza che parta dai 20 e arrivi massimo a 45 anni. Anche di 50 Giuseppe se la prende perché interessa a Giuseppe praticamente che sia di sesso femminile, dico bene. Per tutte quelle di voi che lo volessero contattare non potranno fare altro che chiamarlo al suo numero di telefono che state vedendo insomma in pressione, dico bene? Sì, sì. Il cellulare. Sì. Giuseppe è qua e sta aspettando le vostre telefonate. Allora Giuseppe, in questo momento ci sono le telespettatrici, le ragazze che vogliono contattarti e stanno decidendo se chiamarti oppure no. Vuoi dare qualche messaggio particolare rivolgendoti alla telecamera? Sì. Chiamate il più presto possibile, grazie. Perfetto, era un bel messaggio, per cui ripeto, chiamate come ha detto Giuseppe il più presto possibile perché lui è qua, non vede l'ora di incontrare l'anima gemella, dico bene? È giusto. Perfetto, per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta pure Giuseppe. Ciao ciao. Ciao ciao. Oh yeah.